È la prima volta che i vescovi Devasini e Tasca visitano la missione interdiocesana Ligure che tra pochi mesi compirà 18 anni di vita. Saranno accolti nelle due parrocchie principali, Santo Domingo e Manacas, un territorio esteso quanto l'intera diocesi di Chiavari e gestito da due sacerdoti, Don Paolo Benvenuto di Genova, partito nel 2021, e Don Claudio Arata di Chiavari, che a settembre potrebbe iniziare il 7° anno di missione. Intanto è stato preparato un preciso programma di visite, caratterizzato dalla tipica e calorosa bienvenida cubana. Nel mezzo della visita, il sabato 15 di luglio, parteciperanno nella giornata diocesana dei giovani. Ci sono più di 250 giovani iscritti da ogni parte della diocesi, che è molto ampia. L'incontro avverrà nella città di Sant'Ippolito con il tema guida della JMJ, che è la giornata mondiale dei giovani. Sarà un incontro con l'adorazione, un incontro con Via Crucis, un incontro di catechesi, un incontro di gioia, di allegria, poi anche con il vescovo diocesano, con il nostro vescovo Alturo. I vescovi di Chiavari e Genova arrivano nell'isola caraibica nel 2° anniversario delle storiche proteste di strada, culminate nella repressione e datate 11 luglio 2020. È cambiato molto a Cuba dalle visite di Tanasini e Bagnasco. Il paese è soffocato da problemi economici, alimentari e sanitari. Ultimamente si fa fatica persino a trovare la benzina per le auto. Mancano a volte gli alimenti, la corrente, mancano le medicine, manca l'elettricità per diverse ore durante il giorno, per la mancanza appunto del combustibile, che è il petrolio. Paese segnato negli ultimi anni soprattutto da una forte emigrazione, soprattutto della popolazione più giovane, per cercare un futuro migliore.